Risalente al 1873, la conca di Intestadura era stata definita un prodigio dell'ingegneria e tuttora ha un valore idraulico oltre che storico e culturale. L'intervento che la riguarda assume quindi un duplice valore: garantire la sicurezza della navigazione, la protezione idraulica e salvaguardare un manufatto storico, ha affermato l'assessore regionale alle infrastrutture e trasporti De Berti, a margine dell'avvio dei lavori alla conca di Intestadura tra i comuni di Musile di Piave e San Donà di Piave nel Veneziano. L'obiettivo dell'intervento è il suo recupero funzionale: verranno sostituite le 4 coppie di porte vinciane, ammodernati gli impianti e le opere elettromeccaniche. Sarà possibile poi il telecontrollo e la gestione da remoto dal centro operativo di Cavanella d'Adige. Il costo dell'intervento sarà di 2 milioni e 400 mila euro, finanziato con fondi per gli interventi per la realizzazione del sistema idroviario Padano-Veneto. I lavori dovranno terminare per la metà del prossimo giugno. L'opera idraulica d'epoca è sottoposta a vincolo culturale, ciò ha fatto intervenire la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Venezia e Laguna. Saranno inoltre realizzati nuovi impianti elettrici di illuminazione, di videosorveglianza, semaforici a monte e a valle, sensori di livello e di manovra in locale, manutenzione ai paramenti interni della conca e ai manufatti in pietra d'Istria, ai parapetti storici, ai vecchi perni di movimentazione e agli organi storici della testata della conca lato Piave Vecchia.